Se il suo amico Cory Sullivan era morto, singhiozzò Rick Greenford nello studio dello sceriffo Keaton, era tutta colpa di quel maledetto cranio di volpe che avevano trovato, mentre in sella alle biciclette percorrevano una solitaria stradina che tagliava in due i boschi della Miskatonic Valley. Lo sceriffo Keaton non aveva commentato, così come non aveva praticamente aperto bocca durante tutto il colloquio. Se da un lato riteneva sincere le emozioni di quel giovanotto, dall'altro faticava a credere alla sua versione dei fatti, anche se, a onor del vero, quell'episodio sarebbe andato ad aggiungersi a una lista di fatti simili e parimenti inspiegabili accaduti in quella bizzarra regione del New England, i cui boschi, intersecati da mulattiere sbiadite, erano ancora costellati dai ruderi di antichissimi villaggi o di isolati casolari avviluppati dalla vegetazione, alcuni dei quali risalenti persino al 600. Lo sceriffo fissò il ragazzo. Rick Greenford era sulla ventina e a prima vista non mostrava alcuna peculiarità, a parte il pallore che faceva risaltare una rossa spruzzata di rimasugli d'acne sulla mandibola. Tuttavia, lo sceriffo doveva prendere atto di una cosa. Raramente aveva visto un simile terrore brillare nello sguardo di qualcuno, e se Greenford stava bluffando, allora era un simulatore dannatamente in gamba. Piangeva, risucchiando l'aria in versi liquidi e sibillanti, e non c'era porzione del suo corpo che non fosse attraversata da tremori e sussulti. Forse la sua storia era poco plausibile, ma altrettanto non si poteva dire del panico che stava manifestando. Lo sceriffo si sporse oltre la porta della sala interrogatori e chiese a qualcuno di portare un tè, specificando che lo voleva molto zuccherato. Lasciò che Greenford piagnucolasse fino a quando una donna non venne a portare la bevanda. La tazza fu depositata sul tavolo davanti al ragazzo sotto shock e lo sceriffo sospinse delicatamente l'oggetto verso il giovane sconvolto. «Bevine un po'», consigliò a bassa voce. «Poi racconta di nuovo tutto, per favore. Parti dall'inizio e non tralasciare nulla». Greenford, con i gesti di un automa inceppato, obbedì sorseggiando il tè. Dopodiché, per la seconda volta e con la voce che tremava, espose di nuovo come il suo amico Cory Sullivan aveva trovato la sua insolita, terribile morte. L'estate indiana era esplosa in tutta la sua sgargiante gloria, avvampando il paesaggio di una festosa gamma di colori caldi. Le chiome degli alberi, verdi solo fino a pochi giorni prima, si erano tinte di giallo oro, di rosso brillante e di tutte le gradazioni intermedie, in contrasto con l'azzurro denso e limpido del cielo. Era in una tale mescolanza di colori che Cory e Rick scivolavano, entrando e uscendo dalle fresche chiazze d'ombra che la boscaglia proiettava sulla strada. Nella luce e nel tepore di quel benevolo giorno di inizio ottobre, la Miskatonic Valley pareva lontana da tutte le oscure e brumose leggende che la volgevano. Storie cupe e macabre che parlavano di coven di streghe, di misteriose creature che inseguivano i viandanti e persino di strani meteoriti piovuti dal cielo. Era stato inevitabile per Cory e Rick, entrambi nati e cresciuti in seno ad Arkham, venire a contatto con quelle dicerie, che tuttavia perdevano consistenza ora che pedalavano lungo quella pallida strada sterrata, circondati dalla natura e dal canto degli uccelli. Stavano in sella da oltre 3 ore, entrambi stanchi e sudati. L'idea di una sosta fu di Rick, ma venne ascoltata favorevolmente dal compagno. Smontarono e trasportarono le biciclette a mano, allontanandosi da una mormorante macchia di querce per raggiungere uno spiazzo erboso, in fondo al quale sorgevano i ruderi di uno di quei casolari disseminati nella valle, anche se non sembrava antico quanto quelli in precedenza intravisti dai 2 ciclisti. Mentre Cory sistemava la bicicletta contro un albero, Rick osservò la costruzione fatiscente. Era seminascosta da un fitto intreccio di cespugli e malerba, con il tetto sfondato dalle nevicate, le pietre che affioravano dai muri come un eczema. C'erano i rimasugli di una costruzione adiacente, con parti di rete arrugginita e collassata sotto al peso dei rampicanti, forse un pollaio, e la chiazza giallo vivo di un alto bidone che pareva opalescente nella penombra. Da tergo gli giunse la voce squillante di Cory. «Ehi, vieni un po' qua a vedere cosa ho trovato!» Raggiunto l'amico, Rick si chinò per osservare un punto fra l'erba che l'altro gli stava indicando. Sulle prime non vide niente,
ma poi trasalì nello scorgere una fila di denti affilati emergere dal terriccio. «Ci avranno sepolto un cane», ipotizzò Rick. Si guardò attorno e raccolse un ramo, con il quale prese a scalzare zolle di terra attorno al reperto. In pochi minuti il bianco giallastro dell'osso, con ancora una brunastra pellicola essiccata attorno, affiorò quasi del tutto. Rick incuneò la punta del bastone nell'orbita e fece leva. «Che schifo!» brontolò Cory, il viso contratto da una smorfia. «Quindi è un cane?» «No», rispose Rick, sollevando quel cranio allungato dal retro del quale sbucavano 3 o 4 vertebre. «Credo che fosse una volpe». «Forte!» esclamò Cory, di colpo entusiasta. «Magari con una ripulita potrei tenerlo in camera». «Hai detto che ti fa schifo». «Ho cambiato idea. Dai, dammelo». Rick si ritrasse. «L'ho tirato fuori io dalla terra, quindi è mio». «Sì, ma l'ho visto per primo», ribadì Cory cercando di nuovo di afferrarlo, ma Rick lo tirò ancora fuori dalla sua portata. Cory balzò in avanti, placcando il torace dell'amico. Rotolarono sull'erba, senza inserire vera violenza in quella zuffa che era poco più di un gioco, tanto che le loro continue pretese sul tesoro erano inframmezzate da risate. Tuttavia, la disputa non vide alcun vincitore. «Facciamo così», propose Cory tirandosi in piedi. «Se lo terrà, chi di noi riuscirà a... vediamo... ad arrivare per primo fino...» Si guardò intorno in cerca di un punto d'arrivo. «A quel bidone giallo là in fondo, ok?» Allungò la mano, aiutando Rick ad alzarsi a sua volta. Anch'egli rivolse gli occhi al bidone vicino al rudere diroccato. Tra loro e l'oggetto si frapponeva un prato di circa 200 metri scarsi, contornato di boscaglia incolta che stormiva a ogni refolo di vento. Rick spostò lo sguardo su Cory. Era alto, magro, ma del resto erano tutte qualità che avevano in comune. Sarebbe stata una sfida svolta alla pari. Si strinse nelle spalle e posò il cranio di volpe sul sellino della bicicletta. «Andata, non piangere troppo quando me lo porterò a casa». «Piangerò di sicuro», ribatté Cory, «ma da ridere quando ti avrò battuto. Forza, partiamo da bordo strada». Si posizionarono presso il ciglio erboso, tendendo le membra come velocisti ai blocchi e scoccandosi occhiate di sfida. «Al mio 3», decise Rick. «Se parti prima hai perso». Ok, ora conta». 1, 2, 3. Scattarono insieme, fianco a fianco, le gambe muscolose che solcavano l'erba alta dalla quale si levavano fruscii cartacei al loro passaggio. Non era il luogo ideale per una sfida del genere. Sotto lo strato di steli che faceva inciampo, il terreno era tutt'altro che pianeggiante, pieno di fosse e avvallamenti invisibili. Rick e Cory si superarono più volte, i volti tesi dallo sforzo, i gomiti che pompavano e le ginocchia che parevano risalire fino al petto. Presso gli ultimi 30 metri, proprio mentre già sentiva che si sarebbe aggiudicato il trofeo, Rick avvertì la punta della sua scarpa agganciarsi in un ramo nascosto nell'erba. Provò a saltarlo, ma ormai era sbilanciato e lo slancio della corsa fece il resto. Si trovò proiettato in avanti quasi orizzontalmente e chiuse gli occhi un attimo prima di finire disteso. L'impatto in sé per sé non fu violento, attutito dall'erba e dallo strato di foglie cadute. A fargli male, ma a livello puramente emotivo, fu lo squillante urlo di trionfo che Cory emise nel superarlo e raggiungere il bidone giallo sotto l'ombra dei primi alberi e della catapecchia. Borbottando, Rick batté un pugno a terra, alzando malvolentieri lo sguardo sull'amico che festeggiava con una specie di danza hip hop, ridendo forte. «Sono caduto!» protestò Rick irritato. «Non vale!» «Se hai piedi di banana non è certo colpa mia!» l'apostrofò Cory sghignazzando ansimante e con la fronte lucida di sudore. Andò ad appoggiarsi al bidone. «Sai, se me lo chiedi per favore, ti farò spolverare il... Oh Cristo!» Il bidone si scosse e da sotto il coperchio emerse un verso scimmiesco e stridulo, simile a un grugnito indispettito. Cory balzò indietro, gli occhi grandi di sorpresa ma anche di spavento. Pure Rick, al momento ancora inginocchiato sull'erba, si paralizzò con un tuffo al cuore.
Per una manciata di secondi nessuno di loro fiatò, nessuno mosse un dito. Lo sguardo sconcertato di Cory vagò in quello altrettanto confuso del suo amico, il quale si strinse nelle spalle alzandosi in piedi. «Cos'è?» volle sapere Cory, il tono di voce basso e venato d'ansia. «Un procione? Un opossum, forse?» Il bidone tornò a fremere, più violentemente di prima. Il suo occupante, come sentendosi chiamare in causa e come se volesse mettere in chiaro che non era né una cosa né l'altra, produsse una serie di schiocchi sibilanti e irritati. Rick, adesso più inquieto, udì pure un suono strano che riconobbe come lo sfregare di una pelliccia dentro il ventre del barile. Cory era immobile, il volto color cenere, gli occhi fissi sul bidone giallo. Il contenitore, alto più di 1 metro e grande abbastanza da poter contenere un uomo rannicchiato, si frapponeva fra lui e il prato. Da un lato e dietro di sé, Cory era bloccato dalla parete del casolare, dall'altra, dalla rete di quel fatiscente pollaio. Da sotto il coperchio esalò un verso torvo e gorgogliante, simile a una moka colma di caffè molto denso. C'era un che di vagamente umano in quel suono, abbastanza da cospargere la pelle dei 2 ragazzi di minuscole capocchie. «Cory!» lo chiamò Rick con un bisbiglio. «Levati di lì, dai! Fai presto!» L'amico allungò la gamba, ma non appena la scarpa pigliò uno strato di foglie morte, la cosa nel bidone aumentò il volume di quel ringhiare, inducendolo a bloccarsi. Nello sguardo di Cory ardeva ora un panico annebbiante. Fissò Rick come a supplicarlo di fare qualcosa. Intanto, nuovi strofini di pelliccia giunsero da dentro il bidone giallo, dando l'idea che la bestia all'interno, qualunque cosa fosse, stesse salendo verso l'apertura, e ciò trovò una conferma quando, sotto gli occhi sconvolti dei 2 amici, il coperchio fremette, sollevandosi di qualche centimetro, per poi ricadere con un lieve tintinnio metallico. Un refolo portò alle narici di Rick un afrore pungente e dolciastro, simile a quello dell'uva che marcisce attaccata alla pianta. Adesso il frusciare del pelo era più forte, unito a lievi rintocchi, come artigli che graffiassero le pareti interne del contenitore. «Cory, muoviti!» lo incitò Rick, sempre usando un tono di voce nervoso ma sussurrato per non aizzare l'animale. «Vieni via finché è ancora dentro!» Ancora una volta, Cory iniziò a spostarsi con passi di piombo, avvicinandosi al bidone accanto al quale avrebbe dovuto obbligatoriamente passare. La cosa se ne avvide subito, poiché fece fremere il suo bizzarro nido, il cui coperchio tornò a sussultare. Dallo spiraglio esalò un tetro cinguettio che fece accapponare la pelle di Rick. Poi, come uno di quei serpenti a molla dentro le false scatole di noccioline, qualcosa balzò fuori dal bidone con l'impeto di un geyser. Il coperchio volò via e una forma lunga, che si sollevava per circa 2 metri o più, tutta coperta di ispido pelo bruno argento, sbucò fuori lacerando l'aria con un sibilo furibondo. Si piegò su se stesso, la parte inferiore ancora infilata dentro il bidone, e si catapultò sopra Cory. Con uno strillo assottigliato dal panico, il giovane tentò la fuga con uno scatto, ma le zampe della creatura, lunghe, pelose e articolate al pari di quelle di un insetto, lo abbrancarono e schiacciarono al suolo. Rick capì di stare urlando solo dopo aver già iniziato a farlo, percependo quasi fisicamente la propria mente andare in pezzi a quella vista orribile. La cosa sbucata dal bidone giallo come un pupazzo a molla non era un procione o un opossum, non era niente che gli zoologi avessero mai catalogato. Era lunga, simile a un bruco gigantesco dal corpo gonfio e segmentato foderato di lunghe setole. Dai fianchi frangiati emergevano diverse lunghe braccia che terminavano tutte con mani da primate, glabre e dalla coriacea pelle grigio-azzurrino. Tra ogni braccio si apriva una sorta di sfiatatoio sbuffante, dal quale colava muco traslucido che formava grumi secchi sui ciuffi. La testa dell'essere, avvolta da un'irsuta criniera di lunghe setole, Rick poté vederla solo per pochi attimi, poiché venne subito tuffata sotto l'ascella sinistra di Cory. Il giovane si contorse ed emise un urlo terrificante, coperto per metà dal suono delle potenti fauci del mostro che gli sfondavano la cassa toracica. Rick vide il mondo attraverso uno sciame di stelle grigie, nere e viola.
Un ronzio gli saturò le orecchie. Il lungo corpo della bestia ebbe una contrazione che fece fremere il suo vello scompigliato. La testa si sollevò, lorda di sangue e tessuti, con rivoli rossi che impiastricciavano un volto glabro, schiacciato, simile a quello di un gorilla, persino di un uomo. Stava avidamente masticando il cuore di Cory, triturandolo sotto zanne affilate, spremendone fuori i rivoli di sangue. Mentre lo faceva, fissava Rick con un atteggiamento che pareva sfida. I suoi occhi erano intelligenti, di una tonalità blu elettrico e senza calore, come scolpiti nel ghiaccio dell'Artico. Deglutì rumorosamente l'orido pasto e poi arricciò le labbra unte di sangue fresco, snudando i denti e soffiando una nube di saliva rossastra. Rick saltò indietro. Soddisfatta, la creatura abbrancò il cadavere di Cory, il cui piede destro ancora sussultava per chissà quale residuo di vita illusoria, e prese a trascinarlo con sé mentre tornava dentro il suo nido giallo. Il corpo, che si piegava su se stesso, proprio come farebbe il soffietto di una fisarmonica, i peli che frusciavano sul metallo. A quel punto, quasi in uno stato alterato di coscienza, Rick Greenford era scappato via a piedi, abbandonando la bicicletta e facendosi diverse miglia di corsa, prima di incappare verso sera nella cittadina dove aveva chiesto aiuto, farfugliando la sua incredibile vicenda a quanti gli si erano fatti attorno per soccorrerlo. Questo accadeva oltre 2 ore prima. Ormai il buio premeva contro le piccole finestre sigillate della sala interrogatori e la tazza di tè, salvo per un fondo torbido, era vuota. Rick Greenford sedeva davanti allo sceriffo con la testa ciondolante, i capelli dritti e le palpebre a mezz'asta in uno stato di torpore. Parlando con la voce con la quale ci si rivolge a un bambino o a un demente, lo sceriffo riferì al ragazzo che per quella notte avrebbe dormito nella cella del suo ufficio, aggiungendo che era solo a scopo cautelare, che non era sospettato di niente e che lo avrebbero alloggiato tranquillamente in città se avesse insistito. Ma Greenford non diede il minimo cenno di aver capito o di voler protestare. Docilmente seguì lo sceriffo ed entrò nella cella sdraiandosi sulla brandina. Quella notte, per ben 6 volte, l'assistente dello sceriffo che faceva il turno in guardiola dovette correre la cella, spaventato dalle urla che il ragazzo emise nel sonno, durante chissà quali spaventose visioni. Al mattino, di buon'ora, lo sceriffo Keaton, il suo vice e altri 2 poliziotti si recarono a bordo di 2 quad sul luogo del presunto delitto. Il posto era identico alla descrizione fatta da Greenford e presso un albero trovarono le 2 biciclette, una delle quali aveva un teschio di volpe sporco di terriccio posato sul sellino. Il rudere sorgeva fra la vegetazione oltre il piccolo prato incolto. Sul terreno scoprirono la fila di impronte stampate dalla corsa dei 2 ragazzi per aggiudicarsi il reperto. Tutto coincideva con l'angoscioso resoconto di Greenford, eccetto una cosa. Il bidone giallo non c'era. E benché il casolare diroccato, il pollaio d'erba e il terreno fossero inzuppati da una gran quantità di sangue ormai raggrumato, del cadavere di Cory Sullivan non c'era alcuna traccia, salvo per qualche brandello di stoffa e pelle. Tuttavia, lo sceriffo individuò un cerchio perfetto di terra compressa e umida spiccare sul suolo erboso, come se qualcosa di cilindrico e pesante vi fosse rimasto sopra per lungo tempo, impedendo alle piante di germogliare. Qualcosa come un grosso bidone, la cui presenza veniva testimoniata pure da alcune leggere scaglie di vecchia vernice giallo brillante. Combattendo la nausea che al pari di un temporale gli si raggrumava all'altezza dello stomaco, lo sceriffo Keaton osservò una scia di solchi che da quel punto si allontanava, infilandosi tra gli alberi, snodandosi laddove la foresta si faceva più impenetrabile, più tenebrosa, più pregna di tutte quelle viscide e spettrali leggende che avevano tormentato i villaggi della Miskatonic Valley fin dalla sua colonizzazione. Affondando lo sguardo in quella penombra, lo sceriffo sentì un fosco brivido rimescolargli le spalle e distolse gli occhi, improvvisamente spaventato. «Credo che convenga dire che si è trattato dell'attacco di un animale», decise, rivolto ai suoi uomini, tutti ansiosi e pallidi quanto lo era lui. «Un orso»,
Magari un ghiottone. Dalle nostre parti sono rari, ma qualcuno ce n'è. Tutti annuirono, ma il suo vice, quasi controvoglia, domandò: E il testimone? Credo che abbia ancora meno voglia di noi di approfondire questa faccenda. Gli parlerò. Vedrete che confermerà la tesi dell'attacco animale. Gettò di nuovo lo sguardo nel bosco. Dopotutto, può benissimo essere lo Stato, per quanto ne sappiamo. Convennero tutti e furono ben lesti ad andarsene di lì, senza poter evitare di guardarsi ogni tanto alle spalle, come temendo che qualcosa gli stesse venendo dietro.